Allora, Rocky, ok? Te lo dico con la mia sincera verità, Rocky. Io te lo dico dal profondo del mio cuore. Bu. Te lo dico dal profondo del mio cuore. Se tu domani ti svegli e decidi che hai ancora le scatole, non dire altre parole perché mi bannano, ripeto, questa è la terza volta che registro sto video perché non me lo fanno pubblicare. Questi di YouTube, ma vabbè. Uh, allora, se tu hai le scatole, vabbè, se tu hai le scatole, domani rassegni le dimissioni. Oppure chi assegna gli arbitri in Serie A lo deve licenziare. O lo licenzia o lo manda in Serie B. Due sono le cose, perché non si può vedere un arbitraggio così. Adesso mi sono scocciato, veramente mi sono scocciato. Ok? Allora, la Serie A deve incominciare a fare due cose, deve fare. Vabbè? Chi fa scandalo due partite, gli arbitri che fanno scandalo due partite, che non sanno arbitrare, minimo due partite, voglio essere pure buono, due partite, hanno due possibilità, deve arbitrare in Serie B, ok? E quelli della Serie B che fanno due partite buone, li mandano in Serie A, ok? Vabbè, oggi io vi saluto, bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video di Batman Napoletano, come state? Spero tutto bene. Inter Juve 3-2, derby d'Italia finito, Zielinski che sembra da quando è andato da questa stagione, da quando è iniziata, sembra Messi. Poi vabbè, il rosso stupidissimo di Calulu. Probabilmente la miniatura del video sarà Bassoni con scritto sotto adesso simulo, scusate. Poi devo vedere se me lo fa mettere, se lo metto un altro. Cioè, qua siamo veramente al circo. Siamo al cerchio. Però, vabbè, io devo fare pure i complimenti alla Juventus, perché c'è da dire. Bisogna farli. Perché se non fosse stato per quella paperata di Di Gregorio, parliamo di Di Gregorio, fa certi paperati, cioè tutti i gol della Juventus fossero cioè se ci fosse una Tubuttino al posto di Di Gregorio, Gianferin fossero parati, la metà di questi gol fossero parati, veramente. Vabbè, se non fosse per il gol che ha preso Di Gregorio, così e così. Se è così, la Juventus ha giocato pure buono, però veramente oggi mi sono scocciato. Come ho detto all'interno del video, chi fa scandalo a livello arbitrale deve andare in Serie B. E gli arbitri di Serie B che fanno bene 2 giornate vanno in Serie A. Ah, boh, io non mi voglio arrabbiare ancora di più. Vi saluto. Fiorentina Como 2-0 Fiorentina. O come Fiorentina, ma ricordo. Vutez con noi eri Spider-Man, Superman, tu. Con la Fiorentina sei Sputerman, fai schifo. Sei spazzatura, man. Vabbè, ciao a vi ricordo di lasciare like, community, iscrizione al canale. E questo video è stato fatto in collaborazione con The World of Football e il mondo del calcio. Ciao a